A nome del nostro capitano Carl, di nuovo benvenuti tutti a bordo. Che siamo sempre felicissimi di tornare qui a Venezia, che ci danno sempre una bellissima accoglienza, tanto tutti i dignitari, le polizie, la Guardia di Finanza, come il trattamento che ci dà tutto il terminal, il nostro port agent. Grazie, e volevo solamente menzionarvi che siamo felicissimi che siate qua tutti con noi e divertitevi per questi momenti che state qua con noi, il poco tempo che serve, e speriamo che ritornerete qui con noi a bordo dello Splendor City. Mille grazie a tutti quanti e grazie per tutto, comandante. Grazie dottor Campanale. Tenente Colonnello Antonino Magro, Guardia di Finanza. L'amministratore delegato dottor Perocchio, Venezia Terminal Passeggeri. Il signor Marco Vignolo, Operations Manager Italy Medol. Venezia oggi è il quarto home port mondiale delle crociere, quindi il quarto per importanza come imbarco e sbarco, e di conseguenza tutti hanno lavorato per trovare le soluzioni più ragionevoli e più efficaci per trovare una conciliazione tra la grande valenza economica, i 300 milioni di spesa turistica che le crociere portano tutti gli anni a Venezia, e le esigenze di rispetto della sicurezza. Venezia era già in passato uno dei porti più sicuri del mondo a causa dei fondali sabbiosi, a causa dei 2 piloti che assistono il capitano nelle manovre, a causa dei 2 rimorchiatori che aiutano a prevenire qualsiasi tipo di problema, e di conseguenza diciamo, anche le soluzioni tecniche che l'autorità portuale ha individuato col magistrato alle acque per lavorare ad un canale alternativo, mantenendo quello che è il polo croceristico così efficiente ed efficace della marittima nella prossimità della città, è un percorso che si sta svolgendo con soddisfazione di tutti gli operatori. E il primato di Venezia è legato proprio al fatto che noi abbiamo un aeroporto che è tra i migliori a livello internazionale, dei collegamenti intercontinentali estremamente efficaci per questo tipo di turismo, abbiamo una piattaforma operativa che è tra le più efficienti e dotata quindi di 50.000 metri quadri coperti per l'ospitalità dei passeggeri in attesa, che nessuno in Europa e nel mondo ha. Quindi abbiamo creato un asset, un valore, un patrimonio collettivo che quindi continuerà a dare soddisfazione. L'innovazione è un po' un punto di forza di Royal Caribbean, sono navi che sono sempre state sostanzialmente progettate con soluzioni sia tecnologiche sia evidentemente tendenti a somministrare servizi al cliente in maniera diversa rispetto ai nostri concorrenti. Si parte da Venezia appunto come diceva con crociere più brevi. La crociera più breve va nella direzione degli italiani, diciamo, il cliente italiano ama la crociera di 7 giorni, diciamo, non quella più lunga. Abbiamo 2 itinerari che si alternano di settimana in settimana, che hanno come punti comuni gli scali di Venezia, Bari e Corfù, dopodiché una settimana l'itinerario tocca Grecia e Turchia, la settimana successiva tocca la Grecia e la Croazia.
benvenuti a tutti a bordo virtualmente della Splendor of the Seas, nave dedicata alla luce, una nave che ha pareti di cristallo. È un vero piacere navigare su questa nave, innanzitutto perché è stata rivitalizzata ed è uscita fuori dai cantieri spagnoli qualche mese fa per andare incontro alle esigenze dei nostri nuovi crocieristi. Sono stati creati degli spazi comuni più ampi, sono state rimodernizzate le nostre camere. Pensate solo che i nostri ospiti dormono su materassi in lattice con spuntoni in gomma piuma, lenzolato in cotone egiziano pettinato. Il nostro room service è completamente gratuito e a disposizione di tutti i nostri ospiti, sia dalle cabine interne che dalla Royal Suite. Questa nave è una nave sicuramente innovativa già quando è uscita dalla prima volta dai cantieri. Questa rivitalizzazione ha, come proprio dice la parola, ringiovanito la nave. Quindi sono state cambiate tutte le moquette, sono stati fatti tutti i nuovi bagni e tutte le aree comuni, compresi i ristoranti e tutte le aree di servizio a disposizione dei nostri ospiti. La nave ha una percorrenza di 7 giorni con un porto di base da Venezia. Quest'anno novità della Royal Caribbean, che avremo dei nuovi porti sull'Italia, e questa nave imbarcherà anche a Bari e dirigerà le proprie crociere verso le isole greche e la Turchia. Pertanto è un nostro piacere e attualmente darvi virtualmente il benvenuto a bordo della Royal Caribbean Splendor of the Seas con partenza da Venezia e da Bari. Vi aspettiamo tutti numerosi. La crociera, anche di piccola durata, rimane il viaggio comunque in assoluto più richiesto dal mercato, perché risulta comunque il viaggio più completo, in quanto dà l'opportunità in un brevissimo lasso di tempo di visitare anche diversi paesi. Perché scegliere Royal? Royal è il numero 1 sul mercato, intanto per queste navi innovative con attrezzature e servizi tipici di un 5 stelle, con confortevoli spazi comuni, cabine spaziose e curate nei minimi particolari, con il vantaggio di una tariffa unica, quindi saldare in agenzia l'intero pacchetto senza dover, una volta iniziata la crociera, sborsare le eventuali tasse. Sono compresi soft drink, c'è la garanzia dell'assistenza in italiano. Ci sono ristoranti tematici a disposizione per ogni sera della crociera, oltre ad un ambiente internazionale con una cura specifica per il cliente italiano. Sì, da tanto che cercavo un prodotto che mi potesse essere comunque comodo per tutta la famiglia, anche perché io sono qui insieme con mia moglie e i miei figli e con loro riesco a trovare gli spazi per tutti. Sicuramente il prodotto Royal diventa interessante perché in questo momento è davvero la novità in quanto riesci a poter andare ogni sera in un ristorante diverso, avere l'opportunità quindi di provare una cucina davvero internazionale. La cosa che più mi ha colpito è stato il sorriso dei camerieri o della gente di bordo. Riescono in qualsiasi modo ad accontentare il cliente, riescono comunque ad avere sempre questo sorriso che aiuta a far vivere appieno la vacanza.